Cari amici di Venezia Channel, siamo a Montagnana. Ma perché siamo a Montagnana, Federica? Perché oggi si inaugura il festival Da Riva a Riva. Siamo con Alberto Bernardi. Ci spieghi un po' l'iniziativa? Da Riva a Riva, il nostro Veneto, nasce da un progetto del 2021 e nasce da un evento consolidato che è Montagnana Wine Festival, che da venerdì arriverà alla terza edizione, e riflettendo su quello che è il concetto della promozione turistica vitivinicola dei nostri territori, insieme all'associazione e ai miei soci dell'associazione di promozione, perché abbiamo un'associazione di promozione sociale, abbiamo creato un nuovo format che proprio si porta il nome, l'acronimo Da Riva a Riva il nostro Veneto, e cioè abbracciare tutte le eccellenze che vanno dalla riva del lago di Garda alla riva del delta del Po, unendo insieme 4 province che sono Verona, Vicenza, Padova e Rovigo. Turismo, parliamo di turismo. E secondo me proprio questo vi ha dato, come dire, la mossa per fare questa grande manifestazione che tiene insieme tutte queste grandi realtà, perché siete un punto di riferimento, un punto di arrivo, si può dire quasi. Di arrivo, ma di passaggio anche, perché l'obiettivo è quello di valorizzare i nostri territori, e in primis il messaggio che io voglio trasmettere su questo tipo di iniziativa è quello di sensibilizzare, provocare costruttivamente noi veneti a valorizzare ed apprezzare quello che abbiamo intorno a noi, ma a chilometro si può dire zero. Fermo lì, perché noi qui apprezziamo, vieni come Federica, perché qui siamo in una piazza stupenda, e qui davanti a noi c'è una cattedrale, si può dire. Il Duomo Santa di Maria Assunta di Montagnana. Quanto bello è? È meraviglioso, domani lo vivrete anche all'interno. Sono delle opere meravigliose, è qualcosa di stupendo da vedere, ma non solo il Duomo. Tutta questa piazza è stupenda. Ma Federica, Montagnana con una città murata meravigliosa. Con Federica una era venuta qui da bambina, è ancora una bambina un poco più grande, però... L'ho solo vista dall'esterno, solo le mura esterne, quindi la prima volta ufficiale qua a Montagnana in centro, ed è veramente meravigliosa, e il centro si presta appunto a ospitare eventi di questo calibro. Oggi siamo qua perché appunto è la prima giornata di inaugurazione dedicata alla città di Padova, e abbiamo potuto appunto partecipare a una bellissima cena degustativa di tutte le eccellenze del padovano. Sì, diciamo Montagnana è una città del 1300 con 24 torri, con una cinta muraria meravigliosa che è una delle più belle d'Europa. È una città che ospita, include, non esclude, non sono porte che chiudono, ma sono porte che aprono ai visitatori, perché in effetti ci sono 4 porte denominate Porta Vicenza, Porta Padova, Porta Legnago e Porta 20 settembre a sud. L'evento che noi abbiamo presentato questa sera, che si svilupperà per altri 4 giorni e per poi arrivare a Montagnana Wine Festival, promuove per esempio tutte le città murate del Veneto. Questa è la cosa bella. Poi veramente il grande binomio con la cultura, perché qui abbiamo sicuramente tantissimi vini importanti e interessanti, però come dire, è l'abbinamento con la cultura che fa un vino speciale. Sì, di sicuro. Quando parliamo di turismo, il turismo tocca tantissimi ambiti, dal turismo lento, il turismo ecosostenibile, il turismo culturale e religioso, ma soprattutto l'enoturismo e il turismo enogastronomico. Non per niente possiamo osservare gli ospiti di questa 4 giorni che hanno ritenuto piacevolmente di sostenere l'iniziativa. Abbiamo circa 30 consorzi DOP e GP e abbiamo 12 consorzi DOC tra Verona, Vicenza, Padova e Rovigo. Ed è per questo che questa cosa ha successo, perché proprio mettere insieme grandi realtà di successo rende un evento come questo un evento di successo. Ma io vorrei portarti un po' più avanti, Federica, se vuoi farci strada, verso questo spazio. Riesci a seguirci, Edoardo? Sì? Questo spazio, che è uno spazio speciale, che già ha avuto l'anno scorso un grande successo, che è quello dell'ICE per le degustazioni. Certo, ICE Veneto da 4 anni è nostro partner. Io, da iscritto e socio ICE Veneto, sono fiero di promuovere ICE, dare una vetrina ad ICE, avvicinare i giovani a questo mondo che è meraviglioso, perché è meraviglioso, e perciò era doveroso dare
una vetrina così importante all'Associazione Italiana Sommelier Veneto, con le Poi- sue delegazioni provinciali. Insomma, adesso che ore sono non ho l'orologio, però Sono quasi ancora- mezzanotte. sono ancora qui che degustano, quindi Sì, vuol dire stanno che è degustando, successo. meraviglioso. Quindi, prima giornata, prima serata in conclusione, vi aspettiamo domani, perché ovviamente domani cosa avremo? La serata dedicata alla provincia di Vicenza, Esatto. Ci avremo il consorzio di Gambellara, Berice Vicenza, Breganze e tutti i consorzi DOP IGP dall'Asiago, importantissimo, Cilesi sì. di Marostica e l'Asparago di Bassano. Perché non possiamo dimenticarci l'importanza dei cibi in qualche modo. Certo, è un connubio spettacolare con i vini ed è doveroso. Tu cosa dici, Federica? Il cibo, vino, la serata, la cultura, cioè è un binomio che veramente non possiamo farci sfuggire, no? No, assolutamente, perfetto.